L'onorevole Mario Alejandro Borghese nasce nel 1981 e abita a Cordoba, in Argentina, nipote di un emigrato da Montereale Valcellina. A soli 32 anni viene eletto deputato nella circoscrizione America Latina nelle ultime elezioni. A Cordoba si laurea come medico all'Università Nazionale della sua città ed è stato sempre un grande collaboratore dell'Alef, dal Circolo di Cordoba, dove ha organizzato corsi di lingua italiana, stage, corsi di formazione e accordi con le università di Udine e di Cordoba. Si è impegnato, assieme a suo padre Rodolfo, presidente del Comites locale, a lavorare per i giovani discendenti di corregionali all'estero, facendo onore alla memoria del suo nonno Felice Borghese, emigrato nel 1911 da Montereale. La motivazione è la seguente: per il suo impegno nella diffusione della cultura italiana e friulana tra i discendenti di corregionali migrati in Argentina, da lui profuso in qualità di dirigente del circolo Alef di Cordoba, in particolare attraverso la collaborazione con l'Università di Udine di Cordoba e la sua attività politica.